Trovati, prima edizione dei nostri telegiornali, buon lunedì, siamo in diretta per raccontarvi le notizie come sempre del nostro territorio. In primo piano però oggi come sempre il nostro sondaggio, un sondaggio che riguarda la politica, anzi riguarda per l'esattezza le elezioni, lo vedete, la legge elettorale deve avere le preferenze? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690. Potete votare fin da subito l'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora la cronaca con l'ultimo saluto a Simone il piccolo di 1 anno e 10 mesi che è stato travolto dalla nonna mentre stava facendo una manovra in retromarcia. Oggi l'ultimo saluto, ci racconta tutto il nostro Christian Arboit. Sono terminati con un lungo corteo verso il cimitero di Sant'Alberto i funerali del piccolo Simone Chelaru, 1 anno e 10 mesi. Il piccolo morto travolto la scorsa settimana nel cortile di casa dall'auto guidata dalla nonna. Un dramma, una tragedia che ha sconvolto un'intera famiglia, un'intera comunità. La famiglia Chelaru è molto nota, molto conosciuta anche per il lavoro dei genitori. Una tragedia sulla quale sta facendo piena luce la Procura della Repubblica di Treviso, che ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo la nonna Valentina, nonna che questa mattina piangeva accanto ai genitori, accanto alla sorellina, il piccolo Simone. Una famiglia che si è dimostrata unita, che è apparsa unita in un momento di profondissimo cordoglio, di profondo shock. Una famiglia che è stata abbracciata da un'intera comunità, quella di Zero Branco, presente anche il sindaco Luca Durighetto. Il rito è stato officiato da 2 parroci, il parroco cattolico di Sant'Alberto e il parroco ortodosso Don Mario della comunità trevigiana ortodossa romena. In tanti hanno voluto esserci per l'addio a questo un piccolo angelo, un piccolo uomo. È stato definito Simone, lo hanno ricordato in tanti a partire dalle loro maestre. Oggi per l'appunto il giorno del dolore, non dell'inchiesta, non dei risvolti giudiziari, il giorno in cui in tanti hanno voluto essere presenti per abbracciare non solo virtualmente questa famiglia che sta vivendo un vero e proprio dramma. Poche le risposte, lo stesso Don Marius ha parlato di una tragedia inaccettabile, ma ha esortato tutti a fare leva sulla speranza e sulle parole della fede, sulla resurrezione che riguarda tutti, anche il piccolo Simone. Ha ricordato il momento del battesimo Don Marius, ha ricordato anche i momenti gioiosi della famiglia, le tante speranze che c'erano attorno a questo piccolo che invece se n'è andato in maniera drammatica. Il dolore di tanti a partire da quello delle maestre. Simone frequentava l'asilo nido di Zero Branco e a Simone si sono rivolte proprio le maestre con questo pensiero. Per il momento da Sant'Alberto è tutto, con Alberto Pivetta e con le parole delle maestre vi restituisco la linea. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e il tempo trascorso insieme, anche se per un piccolo tratto di strada, è stato per noi davvero prezioso. Vogliamo ricordarti così, nei momenti più belli e semplici della nostra quotidianità. La mattina, quando arrivavi al nido e volevi entrare da solo, camminando fiero, quasi a voler dimostrare che eri già grande. Durante i giochi e le attività, ti ricordiamo per la tua curiosità, per la voglia di metterti sempre in gioco e per l'entusiasmo con cui partecipavi a ogni proposta.
Ti ricordiamo anche il momento della nanna, quando ti addormentavi stringendo forte il ciuccio e il tuo pupazzetto. Eri un bambino solare e propositivo, capace di trasmettere gioia che ti stava accanto. I tuoi occhi profondi, dolci e un po' furbetti erano sempre pieni di espressione. Bastava incrociare il tuo sguardo per ricevere uno dei tuoi sorrisi dolcissimi, un sorriso che sembrava dire «che bello vederti» e che riusciva a riempire il cuore di gioia e serenità. È stato un dono immenso conoscerti, stringere la tua manina e accompagnare i tuoi piccoli passi. Il tuo sorriso, i tuoi giochi, le tue conquiste e la tua infinita dolcezza resteranno per sempre custoditi tra le mura del nostro nido e dei nostri cuori. Buon viaggio, piccolo grande angelo, continua a splendere, sorridere e giocare tra le nuvole. Tutte le maestre con Maria Pia, Tina, Marina, Claudia e Chiara. Ed ora andiamo invece a Jesolo, perché c'è stata un'iniziativa importante da parte dei negozianti, iniziativa anti-Maranza, ma ce ne parla la nostra Eddie Kaliman, che la vedo pronta sul nostro schermo. Eddie, buongiorno. Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori da Piazza Mazzini, insieme all'assessore al turismo Alberto Maschio e al presidente del comitato civico di Piazza Mazzini Massimo Viale, qui perché comune e commercianti, insomma comunque presidenti di civici della piazza, avete deciso comunemente di prendere un'iniziativa che possiamo definire anti-Maranza, Massimo? Ma è un'iniziativa legata al fatto di dare un segnale alla piazza che non deve essere usata solamente da alcune persone che ne fanno un uso un po' improprio. E ritengo che anti-Maranza ci può anche stare, però non eravamo a quel livello, eravamo a livello di persone che la usavano a dei fini che noi non condividiamo, e quindi abbiamo pensato bene di mettere un arredo urbano per abbellire la piazza. Questo è il nostro principio, come lo abbiamo fatto negli anni scorsi, e l'abbiamo posizionato in maniera tale di non dare spazio a qualcuno di usarla in maniera differente da quella che era lo scopo iniziale. Quindi insomma portare anche più ordine e più decoro alla piazza, tant'è che proprio vicino a questa panchina ci sono i bagni pubblici che si utilizzano con €1 che si può inserire e che creavano, diciamo, dei problemi soprattutto a una certa ora della sera. A un certo orario della sera erano più usati da chi si voleva lavare perché non aveva un giusto alloggio o non aveva un alloggio qui a Jesolo, li usava per fare i propri comodi. Quindi abbiamo pensato bene, in accordo con l'amministrazione, che su questo è stata molto sensibile, mi ha aiutato molto e ripone molta fiducia nelle scelte che faccio e che propongo, perché di questo devo dare atto che l'intera amministrazione, ogni volta che io non dico alzo la voce ma dico qualcosa e propongo qualcosa, mi asseconda molto e mi dà spazio alle mie iniziative. Abbiamo chiuso il bagno da una certa ora in poi, quindi dalle 8 di sera non è più usabile. Abbiamo proposto di mettere un posto di polizia in sostituzione del carico e scarico di fronte al supermercato, e abbiamo proposto anche la chiusura della galleria Schiavon durante l'orario notturno del sabato sera dall'1 di notte alle 7 del mattino. Questo porta notevolmente dei benefici alla piazza, perché allora chi deve venire per stazionare e fare le proprie cose a un certo orario ha delle difficoltà perché non trova più spazio. D'altro lato si porta via però uno spazio che potrebbe essere usato per la cittadinanza, famiglie che possono tranquillamente utilizzarlo, no? Ma guardi, lì c'è una panca enorme che noi usiamo per gli eventi, quando facciamo concerti. Abbiamo fatto le serate di padel, abbiamo fatto l'anno scorso il concerto di Venezia, quindi è stata usata in maniera adeguata ed è sfruttabile. Non è mai, come vede adesso in questo momento non c'è nessuno. Diciamo che c'è un altro fattore che ha contribuito anche a dare spazio alle nostre iniziative, è stata quell'iniziativa dei locali che sono su via Ippolito Nievo, quindi all'accesso alla Capannina, che hanno limitato l'orario, che prima andava verso le 4 o le 5 del mattino
si sono autolimitate alle 3, in maniera tale che la capannina chiude alle 3, si chiudono tutti i locali in piazza, in maniera tale che non c'è un soggiorno da parte di chi è stanco di usufruire dei servizi della capannina e dopodiché esce, viene qua e fa mattina mettendo in discussione la tranquillità della piazza. Tranquillità, l'ordine e anche chiaramente anche la sicurezza. Assessore, vengo da lei per chiederle come sta andando, insomma, questa stagione ormai è entrata pienamente nel vivo. La stagione sia in termini di sicurezza che in termini di flussi turistici sta andando bene. Di per sé l'iniziativa che abbiamo portato qui sulla piazza in collaborazione col Comitato si inserisce nell'ambito di innumerevoli provvedimenti che abbiamo adottato in questi 4 anni, che è fatto di ordinanze, che è fatto di chiusure anticipate, che è fatto di collaborazione con la città, perché pubblico e privato devono sempre andare a braccetto per il buon funzionamento di una località e quindi questo, con l'aumento delle forze dell'ordine, le assunzioni che abbiamo fatto di polizia locale, insomma va nella scia di tutelare quella che diventa a tutti gli effetti una grande città. Jesolo non ha problemi di ordine pubblico, Jesolo, come purtroppo succede oggi in molte città, durante il periodo estivo diventa una grande meta, diventa una grande città e quindi assorbe quelli che normalmente sono i problemi quotidiani in una città di capoluogo di provincia, li assorbe in un periodo limitato del tempo perché poi vengono qui per il periodo estivo. Ovviamente non è quello che vogliamo e quindi queste iniziative come il portare contenuti di qualità, perché crediamo fortemente che quello che viene definito mala movida o il degrado lo combatti portando qualità, è quello che abbiamo intenzione di fare. Non a caso poche sere fa qui avevamo il Cardinale Pizzaballa e il Monsignor Patriarca Moraglia proprio qui in Piazza Mazzini, proprio per dare un segnale completamente diverso e discontinuo di quella che a volte è l'etichetta che viene affibbiata a Piazza Mazzini. Sono arrivati nuove forze dell'ordine, nuovi organici che vanno a rinforzare quelli che già c'erano e che l'altra sera hanno anche sventato una rissa, quindi sta funzionando anche questo aspetto. Allora sì, sta funzionando. È chiaro che se pensiamo che inserire forze dell'ordine, aumentare gli organici escluda la possibilità che certe situazioni avvengano, allora bisogna togliere le persone dalla strada, bisogna togliere le persone dalla piazza e fare un coprifuoco. Ovviamente non è quello che auspichiamo una località viva e vivace durante tutte le ore del giorno. È chiaro che bisogna avere le forze dell'ordine pronte e presenti a intervenire quando, in presenza di migliaia e migliaia di persone, come succede nel periodo estivo a Jesolo, siano pronte a intervenire, ed è quello che devo dire sta succedendo. Intanto grazie ai miei ospiti. Daniela, se sei d'accordo, intanto ti farei vedere un video di quanto è successo all'interno di un esercizio commerciale che è stato denunciato anche da dei cittadini di Jesolo, e con quello poi ti restituisco la linea. Le casino, no! Io ferma Zeppi! Ferma Zeppi! Vai fuori! No, basta! Basta! Io posto! Basta! Signori, Basta! piano Daniele! Avete visto le immagini in un supermercato a Jesolo dove un cittadino straniero ha dato in escandescenza, insomma ci sono volute più persone per riuscire a bloccarlo, stava creando non pochi problemi anche ai dipendenti, come avete visto, insomma situazioni difficili, ci hanno detto, proprio da gestire, poi ovviamente l'arrivo delle forze dell'ordine. E noi ora ci spostiamo nel Vicentino ed andiamo ad Isola Vicentina, dove le fiamme nella notte sono divampate nell'azienda del sindaco di Malo Moreno Marsetti, ma ci racconta tutto la nostra Marta Zatta. Marta, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo proprio a Isola Vicentina, alle spalle l'azienda, l'autofficina del sindaco di Malo Moreno Marsetti, che nella notte è andata completamente distrutta. Lo vedete, ci sono ancora i vigili del fuoco, i tecnici dell'ARPAV, sono arrivati anche i carabinieri per appunto domare le fiamme e sistemare la situazione, una situazione che ha veramente messo a terra il sindaco di Malo, che prima ci
ci ha detto: non so se riuscirò in futuro a riaprire un'azienda che contava parecchi dipendenti, un'azienda di oltre 40 anni aperta anche dallo stesso papà e nel quale lavorava la famiglia. Lo sconforto è veramente tantissimo, anche perché l'ipotesi che si cela dietro a questo brutto incendio, cioè quello del dolo. Solo pochi mesi fa infatti il sindaco era stato oggetto di intimidazioni, gli era stato lasciato un biglietto sul cruscotto della sua macchina, appunto intimidendolo. Quindi ora i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'intera vicenda. Ingenti i danni, ma soprattutto fa male anche che il lavoro di una vita venga spazzato via in questo modo. Io in questo momento sono in compagnia del sindaco di Isola Vicentina, Francesco Gonzo. Sindaco, appunto dicevamo, fa male anche che un sindaco che insomma si spende anche per i suoi cittadini rischi anche queste cose. Sì, diventa sempre più difficile anche accettare e giustificare certi atti, certi eventi, certi avvenimenti che in qualche modo sono ricollegabili, proprio nel caso del mio collega Di Maio Moreno, sono ricollegabili in qualche modo, no? In questo momento anche a bruciapelo, così viene quasi da dire che siano ricollegabili alle minacce di cui si parlava poco fa. È chiaro che ora le indagini stanno facendo il loro lavoro, le indagini sono partite immediatamente, velocemente, proprio anche su quella base, però naturalmente il dolo sembra essere ormai conclamato e tutto ci porta a pensare che sia riconducibile a quello, ma non vogliamo arrivare a conclusioni affrettate. Certo è che se dovesse essere riconfermato confermato questo dolo, i pensieri sono tanti e anche la posizione di un sindaco che si trova ad amministrare un territorio mettendosi a servizio della sua gente, credo che poi porti delle grandi riflessioni anche su chi già ricopre questo ruolo, che magari ha già un'esperienza alle spalle, ma soprattutto su chi può essere poi il successore come sindaco, assessori o consiglieri. Grandi riflessioni, e purtroppo ne ha pagato le spese questa volta il sindaco Di Maio, ma noi sindaci, tante sono state le telefonate di solidarietà che ho ricevuto da trasmettere a Moreno, siamo in tanti che ci facciamo la stessa domanda. Quanto è difficile oggigiorno fare il sindaco? È sempre più complesso, si parte da una realtà già difficile perché nel tempo si sono assiepate, accavallate, fossilizzate alcuni atteggiamenti di responsabilità, ma anche di pochi strumenti per risolvere quelle responsabilità, sempre meno, sempre più scarsi, legato anche alla scarsità di risorse, e quindi si lavora sull'ottica del servizio e sull'ottica anche della comprensione e della compassione quasi a volte dei nostri concittadini su determinate tematiche, anche sulla corresponsabilità e sulla condivisione di certe responsabilità. Però poi le persone, giustamente i cittadini, votano e vogliono risposte. Quel consenso che noi raccogliamo, noi, i nostri consiglieri, i nostri assessori, ha necessità di risposte, e quindi ci si impegna e lo si fa in un'ottica appunto di servizio, di grande dedizione, a pacchetto completo, dico io con i miei colleghi, cioè fa parte delle responsabilità tanto l'onore di recuperare questo servizio, questo posto di servizio per la comunità, questo ruolo, ma anche l'onere di portarlo avanti e di a volte pagarne le conseguenze anche con il patrimonio personale. Grazie davvero a Francesco Gonzo, sindaco di Isola Vicentina. Nel frattempo, appunto, come diceva lo stesso sindaco, stanno arrivando messaggi insomma di vicinanza da parte veramente di tantissime persone, tra le quali anche il presidente del Veneto Alberto Stefani. Si indaga quindi per capire cosa sia successo questa notte, a mezzanotte e mezza, dallo scoppio insomma di questo enorme incendio che ha distrutto un'azienda insomma nella quale lavoravano tantissime persone e anche insomma una famiglia veramente unita. Per il momento da Isola Vicentina è tutto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Marta Zatta. Noi continuiamo con la cronaca e andiamo sulla Romea, perché c'è stato ieri l'ennesimo incidente mortale a Sant'Anna di Chioggia. Ha perso la vita un ragazzo di 20 anni di Rosolina, è la quinta vittima in pochi mesi.
Non sono neanche le 7 del mattino di questa calda domenica di luglio. Carlo Boscolo, 20 anni, di Rosolina, è alla guida della sua auto e percorre la Romea in direzione Ravenna. All'altezza del ponte sul Brenta a Sant'Anna di Chioggia, l'auto esce improvvisamente di strada e finisce nel fossato. Per il giovane non c'è nulla da fare, il ventenne muore sul colpo. Cosa abbia causato l'incidente è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 con l'elicottero e l'ambulanza, che hanno tentato invano di rianimare il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, nel provocare l'uscita di strada non sarebbero coinvolti altri veicoli. La morte di Carlo Boscolo arriva ad una settimana da quella del motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, 62 anni, e a 8 da quella del centauro, 34enne Andrea Favaro di Oriago di Mira. Dallo scorso marzo sono 5 le persone ad aver perso la vita in incidenti sulla Romea. Ed ora il dramma di un'altra vita spezzata sulla statale 309, una delle strade più pericolose d'Italia, della messa in sicurezza della quale si parla da 30 anni senza che nulla sia stato fatto. Da parte mia, come sindaco di Chioggia, esprimo le condoglianze ai familiari, il papà e la mamma di Carlo, e a tutti i familiari e i loro amici. Si sta parlando di Romea anche in questi giorni, purtroppo in un mese 5 incidenti mortali, ma come ribadisco sempre, la strada è lì ferma. Questi incidenti accadono per disattenzione, per un colpo di sonno, per una distrazione, per la velocità. Sono tante le cause per gli incidenti stradali. È giusto parlare di Romea, è giusto dire mettiamola in sicurezza, perché la Romea, se sbagli, non perdona, questa è la verità. Però tutto, ripeto, tutto dipende solamente da chi è alla guida dei veicoli. Però Carlo purtroppo ha perso la vita questa mattina nel nostro territorio comunale e questo chiaramente ci rende molto tristi. Schianto in moto, l'addio ieri mattina a Jessica Giovanna Laface, la 32enne morta sabato scorso in un tragico incidente stradale mentre si trovava in sella con il 37enne Francesco Paolo Fecarotta a Salgareda. Il rombo delle moto, i palloncini bianchi, le lacrime dei familiari, degli amici. L'ultimo saluto nella sua città, Reggio Calabria, a Jessica Giovanna Laface, la 32enne morta a Salgareda, in sella alla moto del 37enne Francesco Paolo Fecarotta. Nelle immagini di Reggio Today, i centauri accanto alle due ruote, i caschi in mano, alzati al cielo. La salma, partita da Oderzio, è arrivata nel quartiere Archi, dove la 32enne era cresciuta. Sul feretro una foto di Jessica con quel sorriso contagioso, il casco, la tuta da motociclista. Lei chiamava le moto la libertà, la vita. Una chiesa gremita di cittadini che si sono stretti attorno ai familiari della donna che da anni viveva nel Trevigiano. Le parole di chi aveva conosciuto ed amato Jessica: non ti dimenticheremo mai. Sull'incidente la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale che vede come unico iscritto nel registro degli indagati l'automobilista 56enne contro cui si è schiantata la moto BMW con in sella le due vittime. Ed ora invece andiamo a Castiglione, a Casauria, a Pescara, dove parliamo insieme a Giovanni Gatto, l'ex sacerdote trevigiano, che lo vedo già pronto sul nostro schermo, che è stato aggredito da un minore. Intanto buongiorno, grazie per essere qua con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Sono in macchina, quindi scusatemi, ma sto tra un impegno e l'altro in giro. Però insomma da parroco a educatore, sempre a contatto con i cittadini, ed ora invece a contatto proprio con i giovanissimi che hanno avuto dei problemi insomma con la legge, e qualche giorno fa un'aggressione nei suoi confronti da parte proprio di un minorenne. Sì, è avvenuto in una delle comunità dove svolgo il servizio di educatore, in un momento in cui loro non si aspettavano che io andassi a controllare una borsa oscurata che stavano buttando, ma era semiaperta con delle bottiglie vuote, piena di bottiglie vuote di birra.
Al momento del rimprovero, che ho fatto in una maniera anche pacata, è partita, diciamo, la rissa, sono partite le aggressioni, grazie a Dio che con me c'erano altri ragazzi della comunità minorenni che si sono anche comportati bene, ma hanno anche quasi fatto da difensori in quel momento, e sto ragazzo, sentendosi rimproverato, sentendosi preso, diciamo, in flagrante, lì in flagranza, e mi ha sferrato un pugno, però sono riuscito a evitare il peggio, perché abbassando la testa mi ha preso giusto l'orecchio destro, sfiorando il timpano. Lì mi è caduto il cellulare, ma nel mentre già stavo chiamando il 112 perché avevo già capito come poteva andare a finire. E la cosa, grazie a Dio, si è poi fermata lì, ma sono dopo stato costretto a fare una denuncia anche su consiglio degli altri colleghi educatori, e anche su consiglio anche di un assistente sociale che segue questi minori. Giovanni, a contatto con i giovani purtroppo si parla moltissimo di ragazzi di disagio giovanile, ci sono ragazzi bravissimi che assolutamente, però ci sono purtroppo queste problematiche non semplici, e sempre di più ci sono giovani che si rendono protagonisti di reati anche gravi. Diciamo di sì, ci sono alcuni, ecco, io mi occupo adesso di stranieri, ma anche non stranieri, di stranieri minori non accompagnati, e ci sono alcuni che sono meravigliosi, che veramente hanno degli obiettivi di vita importanti e vogliono veramente mettersi in gioco, sono educati, e tra alti e bassi si barcamenano, vanno avanti, si fanno anche educare, orientare, trovano anche delle soluzioni come la scuola, anche lo sport, per diventare dei bravi ragazzi, per essere già dei bravi ragazzi. Altri infatti purtroppo dopo vanno a delinquere, e io ho cercato anche in questo caso di usare un po' il metodo dell'amorevolezza, ma a un certo punto è chiaro che dopo le maniere forti ci vogliono, perché una volta, due, tre si può anche lasciare andare e si fa un bel rimprovero e finita lì, però quando le cose degenerano, come in questo caso, un'aggressione che poteva anche diventare poi ben più pericolosa, è chiaro che il problema dell'educazione, il problema dell'essere sempre presenti con questi giovani è importante, hanno bisogno veramente di esempi, hanno bisogno di testimoni, se no tanti poi si trovano anche senza genitori, come sappiamo, oppure sono emigrati, e se non trovano persone valide di riferimento dopo possono essere anche adescati da un mondo criminale, da un mondo che è quello dell'associazione anche a delinquere, quindi ci sono proprio delle baby gang, ecco. Io ho constatato questo in questi mesi di esperienza che sto facendo con loro. Senta, lei lo ricordiamo, è stato parroco anche in zona Montebellunesi, ha fatto una scelta. Di questa scelta si è mai pentito? Una domanda che le avrei voluto fare. Non mi sono pentito perché mi sento sempre cristiano, anzi mi sento anche come prima ancora prete, perché anche se non esercito più, perché ho chiesto la famosa dispensa dal celibato, ma il mio essere cristiano, con tutti i miei difetti e pregi, come avevo anche prima, lo porto avanti, e anzi sto ora conoscendo una realtà che prima non la conoscevo così bene. Prima ero magari in un ambiente più ovattato, vabbè, magari nell'oratorio potevo anche vedere certe problematiche, ma ora a stretto contatto proprio con situazioni limite, vedi queste comunità di educazione, di rieducazione, ancora di più è importante, non dico essere cristiani, ma essere persone civili e essere persone di riferimento. Non mi sento pentito, perché mi sento comunque sereno. Mi sento sereno e forse anche più libero per certi aspetti di anche manifestare le mie idee. Ecco, io ricordo che lei ci aveva raccontato, io insomma voglio cambiare vita perché voglio vivere una vita diversa.
Sì, questo è vero, questo è vero. In questi giorni, in questo periodo anche ho un po' sperimentato quella che è anche il senso bello, genuino della paternità. Ad esempio, mi sono capitati dei casi emergenziali di due ragazzi che erano scappati, che dopo l'autorità giudiziaria li ha affidati a me per 3 giorni circa, minori, e veramente ho scoperto cosa vuol dire aiutare persone in difficoltà, persone, alcuni che non sanno neanche di chi sono figli, eh. E là ho sentito veramente il mio cuore emozionato, ho sentito veramente quella che si chiama la grazia, la vera grazia, non tanto i paroloni teologici o dottrinali che sono sì importanti, ma se non sono poi calati nel cuore, se non sono calati in una dinamica emozionale, sono solo chiacchiere, sono solo parole dette così e basta. Invece adesso sto sperimentando ancora di più quella che è la vita concreta dell'amore e della solidarietà. Senta, il ragazzo che l'ha aggredito lo ha rivisto in queste ore? Ieri abbiamo perfino mangiato insieme perché io ieri ho fatto il mio turno di nuovo, un turno di 12 ore, non mi ha parlato, ma lui si sente in colpa, ma lui sa che io ho preso provvedimenti e ieri abbiamo anche mangiato insieme. Io non ho infierito, non ho acceso discorsi perché voglio che dopo sia lui magari se a dirmi qualcosa, però ieri siamo stati insieme perché io comunque dovevo fare il mio servizio, nonostante potevo invece starmene a riposo come mi era stato suggerito dall'ospedale e anche dal pronto soccorso. Per fortuna non ho subito gravi traumi, c'è stato sì un trauma ma non grave, per cui dovevo prendere chissà che provvedimenti sanitari. E siamo stati insieme. Io a pranzo ho cercato un po', sì, con un po' di, non dico rabbia, ma non mi sentivo tanto a mio agio, ho detto faccio un'opera di carità cristiana, bisogna anche saper sopportare. Se ne è stato buono, tranquillo, anzi ieri non ha fatto poi lo scemo, non ha fatto l'alpezzoso e questo sta a significare che dopo certi rimproveri e certi provvedimenti servono, aiutano. L'importante è che dobbiamo stare sempre attenti, perché a volte possono capitare situazioni anche di pericolo, anche accoltellamenti, perché sono capitate cose del genere in certe comunità che io sappia. Giovanni, un'ultima domanda. Lei è originario di Montebelluna, tornerà mai in terra trevigiana? Spero, io sarei dovuto tornare a fine febbraio, poi invece sono rimasto qua in queste zone dell'Abruzzo, prima sono stato anche nel Lazio a fare l'educatore, spero, me lo auguro, è anche diciamo una richiesta che voglio anche fare, quindi mi auguro sì di poter ritornare nella mia terra che mi ha dato le origini, dove ho vissuto i miei primi 19 anni della mia vita. È una terra che mi manca. E sempre te continuare a fare l'educatore, Giovanni? Ma se ci fosse anche qualche altra possibilità, ben venga, però nell'ambito educativo è un po' quello che io sento per adesso come ruolo, come diciamo incarico, che lo sento proprio mio. È anche un po' un collegamento con quello che è stato il mio passato, però io poi mi adatto a tutto perché in questo periodo ho fatto anche altre domande di lavoro, alcune me le avevano anche accordate ma era un po' distante e mi sarei dovuto spostare perché è una cosa che adesso sto valutando sotto vari punti di vista, sotto vari aspetti. Sono ancora solo e quindi posso anche decidere forse ancora più liberamente da questo punto di vista. Grazie, grazie davvero Giovanni, speriamo di vederla qua e magari di averla qua da noi in redazione, grazie davvero. Grazie a voi e saluto il Veneto e vi voglio bene, grazie. Grazie, grazie.
Noi adesso cambiamo argomento e andiamo a Bassano, dove un ragazzino si è trovato faccia a faccia con i ladri e ce ne parla la nostra Vanessa Banzatto. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, davvero sono stati momenti terribili per un ragazzino che abita con la famiglia a San Michele, che si è trovato faccia a faccia con i ladri. È ancora sotto shock, sono stati momenti terribili per questo giovane, come terribili momenti sono stati passati da un altro ragazzino che si è trovato davanti due individui col volto coperto da un passamontagna che gli hanno letteralmente strappato di mano la bicicletta, gliel'hanno rubata, così come sono stati momenti terribili per un'anziana coppia che vive sempre a San Michele, che è stata truffata nella maniera più ignobile possibile. Con me il presidente di quartiere San Michele, Enrico Feltrin, perché questa situazione sta davvero preoccupando, sta creando un vero e proprio stato di angoscia nel quartiere. Assolutamente sì, questi episodi a mia memoria non si sono mai verificati qua a San Michele e veramente in 2 settimane ne abbiamo visti di tutti i colori. Sono cose che capitano dappertutto, però concentrate in un periodo così breve e in un luogo così piccolo, diremo fanno molta più specie, insomma fanno molta più preoccupazione e anche disagio, soprattutto per chi li subisce. Pensando che chi li ha subiti nello specifico sono specialmente persone fragili, perché si parla di giovanissimi e si parla di anziani. Assolutamente, è una cosa ignobile concentrarsi già a fare queste cose, insomma è una cosa meschina. È ancora più ignobile concentrarsi su persone anziane e soprattutto purtroppo su bambini, perché sono appunto le nostre categorie più fragili. Penso al ragazzo ad esempio a cui è stata rubata la bicicletta da 2 persone addirittura incappucciate. Io non avevo mai sentito qua a San Michele di persone incappucciate che addirittura rubano e minacciano. Insomma, sono cose assolutamente spiacevoli, ma che devono fare veramente scattare un campanello d'allarme. Ecco, noi come Consiglio di quartiere siamo in continuo e costante contatto con l'amministrazione comunale e con l'assessore di riferimento, ma abbiamo chiesto a grande voce che ci siano almeno più pattugliamenti qua in zona, che almeno i nostri cittadini riescano a vedere almeno le forze dell'ordine che girano tra le nostre vie del nostro quartiere perché possano essere così almeno rassicurati. Certo è che il rapporto che avete creato come quartiere, come contatto continuo, è molto molto forte. Beh, guardi, è una cosa che ci fa veramente onore e siamo veramente soddisfatti di questa sinergia che si è creata fra Consiglio di quartiere e cittadini. Noi siamo veramente informati quasi in tempo reale su quello che accade a San Michele, in particolar modo su questi fatti veramente spiacevoli, e questo ci dà modo innanzitutto di indirizzare le persone che li subiscono nel fare la cosa migliore, prima di tutto denunciare questo alle forze dell'ordine, ma diamo supporto, diamo assistenza, ma soprattutto ci aiuta a metterci in contatto immediatamente con l'amministrazione e con l'assessore, appunto con i riferimenti che il Consiglio di quartiere ha nell'amministrazione. C'è da dire anche che proprio qui a San Michele, in maniera ufficiosa ma non meno forte, anzi forse ancora più forte, sta funzionando quello che una volta era il controllo di vicinato. Sì, certo, il controllo di vicinato era in fase sperimentale su uno dei 3 quartieri, eravamo proprio noi di San Michele, dopo qualche periodo è andato a decadere, ma noi l'abbiamo, diremo in un certo senso, mantenuto vivo proprio grazie a questo legame che si è appunto creato tra Consiglio di quartiere e cittadini. I cittadini si fidano di noi perché sanno che noi ci attiviamo immediatamente per cercare di risolvere, insomma, per quanto possiamo, le problematiche. Purtroppo non sempre questi controlli tra vicini funzionano, così come purtroppo non sempre funzionano le telecamere presenti e gli allarmi presenti sia nelle case come nelle varie aziende. Un esempio, quanto accaduto nei giorni scorsi a Mussolente, dove l'azienda Orof è stata presa di mira, assaltata da un commando, almeno 5 persone che hanno creato danni ingentissimi alla struttura pur non portando via niente, e abbiamo appunto ascoltato proprio le parole del titolare Ivano Torresan, che è totalmente davvero rassegnato, arrabbiato, e lo sentiamo proprio al nostro microfono. Quindi Daniela, chiederei alla regia
regia di mandare questo servizio e intanto da San Michele io ti ricedo la linea. Io mi ritengo di essere in guerra in questo preciso momento. A parlare Ivano Torresani, il titolare della Nuovi Gioielli, l'azienda Orafa di Mussolente è assaltata l'altra notte da una banda di malviventi. In 5 minuti hanno fatto il disastro senza riuscire a portare via nulla, hanno bloccato le strade attigue alla ditta con mezzi rubati, hanno sfondato il cancello e le porte blindate con il trattore di una vicina azienda agricola e una volta dentro hanno fatto esplodere un ordigno per aprire la cassaforte che però ha retto. Bene da una parte perché se ne sono andati a mani vuote, male per i danni causati e per la situazione che si è creata. Gli imprenditori del settore si sentono totalmente impotenti, costretti a una guerra che non possono e non vogliono combattere, non ce la fanno più. Vi sentite abbandonati anche dallo Stato? Soprattutto dallo Stato, soprattutto da quelle persone che si ritrovano nei salotti a discutere, a parlare di tante belle cose, però dopo nella vita quotidiana ci siamo noi, qui ci sono famiglie, bisogna difendere le famiglie e questi ben pensanti, questi politici da salotto non si rendono conto di questo. Uno sacrifica una vita, se ci fosse un minimo di garanzia della pena, io credo che certe situazioni, non le risolveremo tutte sicuramente perché sarebbe utopistico, però certe cose non succederebbero. Tanto vale, lasciamo aperto, adesso mettiamo neanche più i cancelli, venite, fate quello che volete, io consegno le chiavi al politico di turno che tanto si spreca in parole di buonismo e quant'altro e dopo gli dico fai te impresa. Porta avanti te un'azienda con 80 dipendenti. Cioè, non lo so. E parlando di furti, torniamo invece nel Trevigiano dove una ragazzina ha scoperto i ladri davanti alla sua casa, ha chiesto aiuto ed è stata presa a sassate. È caduto la scorsa notte in via Castellana a Montebelluna. 3 o forse 4 i malviventi vestiti di nero addosso il passamontagna. È quasi l'una di notte, si aggirano fra le case nel quartiere Posmon a Montebelluna. Alla finestra una ragazzina di 12 anni sente dei rumori, si accorge di loro e grida terrorizzata. Di tutta risposta i ladri raccolgono dei sassi e glieli lanciano contro. Ha provato di guardare dalla sua finestra e in un attimo arriva un sasso. Ha visto che ci sono dei ladri nella casa, quella davanti a noi, e quindi così. E ha preso paura, immagino. Sì. Tanto. Fortunatamente le pietre non colpiscono la dodicenne, ma entrano nella stanza. Tanta la paura, ci racconta la mamma della ragazza, soprattutto il fratellino che sente tutto. Soprattutto il bambino piccolo. Abbiamo fatto fatica ieri per farlo addormentare. Perché diceva piangeva, aveva paura che tornassero. Sì. E stamattina le ho detto guarda non ci sono più, i carabinieri hanno fatto il loro lavoro, l'hanno cacciati, non ci sono più e quindi stiamo provando magari di calmarlo in qualche modo. I genitori urlano che ci sono dei ladri e attirano l'attenzione dei vicini che escono di casa e chiamano i carabinieri. Erano delle bestie, ci dice una signora, saltavano da una recinzione all'altra con il volto coperto a trovare i sassi lanciati ai proprietari di questa villetta. Li ho trovati qui fuori, certo. Ecco, che cosa ha sentito lei qua? Io sentivo i ladri, aiuto, i ladri. E non ho fatto caso subito, ecco. E quando è uscita invece si è resa conto? Mi sono reso conto perché hanno chiamato anche i carabinieri, sono arrivati subito. La casa di questa signora è stata presa d'assalto dai ladri qualche tempo fa. Hanno rotto la porta della centrale, sono entrati, hanno fatto il giro di tutta la casa, però hanno portato via poca roba e forse indisturbati sono usciti. Forse i malviventi che tenevano la zona sotto controllo da alcuni giorni volevano entrare nelle villette chiuse perché i proprietari erano in ferie. Sono stati veloci. L'ultimo, di là che sono in ferie, sono saltati di là, basta, più visti. Una strada questa solitamente trafficata ma che in questo periodo è chiusa per lavori. Probabilmente i ladri hanno tentato i colpi pensando di agire indisturbati. La paura è stata tanta. Quanta paura avete ora? Tanta, sto tremando, adesso sono ancora un po' agitata, sì. Rubano 6.000 euro di prodotti per l'igiene e la pulizia in un supermercato, ma incappano in un controllo dei carabinieri di Este. Nel Padovano denunciati 2 cittadini dell'Est Europa.
Era piuttosto sospetto il SUV con targa italiana fermato dai carabinieri a Este mentre viaggiava lungo la strada regionale 10. L'occhio dei militari non ha sbagliato, infatti dal bagagliaio sono saltate fuori 8 buste della spesa con prodotti per l'igiene, spray antizanzare, cosmetici anche di pregio, ricambi per spazzolini elettrici, indumenti e materiale per le pulizie domestiche per un valore totale di oltre 6.000 euro rubati poche ore prima in un supermercato polesano. I 2 occupanti del SUV, risultato noleggio, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Si tratta di 2 trentenni dell'Est Europa, entrambi senza fissa dimora. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, in diretta, e andiamo a Padova dove c'è stata una rissa in piazza De Gasperi. Il video della violenza sui social, ce ne parla la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno da piazza De Gasperi qui a Padova, teatro di questa rissa. Il video ormai sta facendo il giro dei gruppi WhatsApp di residenti, dei comitati di quartiere, ma anche dei social, perché sono immagini che immortalano questo confronto tra 2 fazioni rivali, con alcuni stranieri che si prendono a calci e pugni. Ad un certo punto uno di loro si toglie anche la cintura e la fa volteggiare in aria minacciando un altro partecipante della rissa. Qui in piazza De Gasperi purtroppo è l'ennesimo episodio che denunciano i residenti. Qualche settimana fa il padre di una ragazza ci ha raccontato come sua figlia era stata picchiata e strattonata da alcuni stranieri dopo essere uscita di casa qui in piazza De Gasperi per andare a trovare la mamma. La ragazza, molto spaventata, era riuscita a scappare, a dare l'allarme, ma insomma, psicologicamente era rimasta molto provata da questo episodio di violenza. Ora questa rissa avvenuta proprio in questo punto della piazza, e i residenti che, commentando e vedendo queste immagini, chiedono che i responsabili vengano presto identificati. Le parole di Amedeo Levorato, che fa parte della consulta di quartiere 1 ma anche dell'associazione Stop Degrado Padova, che spesso denuncia episodi di mala movida o di violenza in strada come quello avvenuto qui in piazza De Gasperi. Le sue parole. Ci sono diverse chat dei vari comitati e la situazione, probabilmente complice il caldo, si sta un po' degradando. Ora non si incolpa nessuno, perché il caldo vale anche per chi lavora, e ringraziamo anche il questore e il prefetto di intervenire sempre. Non facciamo neanche una colpa all'amministrazione, ma se si dice che ci sono queste 1000 telecamere, evidentemente c'è un lavoro di base da fare, di preparazione, di analisi della situazione, per impedire che succedano queste recrudescenze, perché non si tratta del fatto impulsivo, poi tra l'altro non era neanche eccessivamente violento, però sono cose che sono sgradevoli per i residenti. I residenti hanno avuto diversi eventi nelle ultime settimane, questo è un po' l'apice di tutta una serie di situazioni in cui è stata anche malmenata una ragazza. Capisco che non si può intervenire immediatamente in tutte le situazioni di difficoltà, però occorre un lavoro di preparazione preliminare, di analisi. Le facce di queste persone si vedono, si conoscono, bisogna adottare dei provvedimenti restrittivi, bisogna adottare dei provvedimenti in modo da dissuaderli dal fare questo tipo di cose. Ho la sensazione, parlando anche con altri colleghi di altre aree, che ci siano in atto diverse associazioni di natura mafiosa tra questo tipo di organizzazioni. Mafiosa cosa significa? Significa che si proteggono l'un l'altro nello svolgere questo tipo di fatti criminosi sostanzialmente. Una sorta di rissa tra bande, tra... Esattamente così. Ripeto, i cittadini, quelli normali che pagano le tasse, che vanno a lavorare, vorrebbero essere tutelati. E qui in piazza De Gasperi siamo al limite di quella che è la zona rossa di Padova, quindi dove ci sono i controlli 24 ore su 24 delle forze dell'ordine. Purtroppo gli episodi si ripetono. In passato l'amministrazione comunale aveva anche dotato i muretti delle aiuole che vedete alle mie spalle di queste barriere anti-bivacco, proprio per impedire appunto che ci fossero fenomeni di degrado in questa piazza, che proprio per il punto in cui si trova, a pochi passi dalla stazione ma anche vicino
vicino al centro, è un grande punto di passaggio, ma purtroppo questo in Piazza De Gasperi non è l'unico episodio di violenza. Sabato abbiamo raccontato di una persona, di uno straniero morto all'interno di un bar dove era avvenuta una rissa, e durante questa rissa era stato spinto e fatto cadere a terra, è morto dopo 8 giorni di agonia in ospedale, e il questore di Padova ha disposto la chiusura del locale, ma anche la procura vuole vederci chiaro su questa morte e ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio preterintenzionale. Oggi l'autopsia per capire le cause del decesso dell'uomo. Il servizio e poi la linea può tornare allo studio. È prevista nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Kamral, il 47enne marocchino deceduto dopo essere stato coinvolto in una rissa all'interno del bar Borgomagno all'Arcella, chiuso sabato dal questore di Padova Marco Dorisio dopo questo ennesimo episodio di violenza. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. Il medico legale dovrà analizzare anche gli esami tossicologici eseguiti sul corpo del 47enne, deceduto in ospedale dopo 8 giorni di ricovero. L'uomo lo scorso 29 giugno era rimasto coinvolto in un diverbio a causa delle slot machine. La lite era sfociata in una violenta colluttazione con un altro avventore, un 60enne cinese. Il 47enne era caduto a terra e aveva sbattuto la testa contro un tavolino ed era stato portato d'urgenza in ospedale dai soccorsi allertati dalla polizia intervenuta sul posto. L'autopsia vuole chiarire le cause del decesso, capire se Raal fosse sotto l'effetto di alcol o droga e possa aver perso l'equilibrio, o se sia stato un pugno sferrato dal 60enne cinese a farlo cadere. Nel frattempo, visto le frequentazioni del locale ai piedi del cavalcavia Borgomagno, non nuovo ad episodi di violenza, il questore ha sospeso la licenza per 90 giorni. Continuiamo con la cronaca. Nel 2018 violentò una ragazza all'epoca dei fatti minore di 13 anni nel Padovano. A distanza di quasi 8 anni un uomo di 87 anni è stato arrestato ed è finito in carcere a Reggio Emilia dopo che la condanna nei suoi confronti per violenza sessuale aggravata è diventata definitiva. L'anziano era ritenuto colpevole dal Tribunale di Rovigo nell'ottobre del 2022 e successivamente anche dalla Corte d'Appello di Venezia nel novembre del 2025. Alloggiava in una affittacamera, aveva la droga in auto, pronta per essere spacciata. Il 21enne albanese arrestato dai carabinieri a Ospedaletto Euganeo. A fine giugno un 21enne albanese era stato arrestato in piazza Maggiore Este. Il 9 luglio sempre un 21enne albanese è stato arrestato dai carabinieri a Ospedaletto Euganeo. I militari da qualche giorno erano sulle tracce del pusher che si muoveva con accortezza utilizzando 2 diversi veicoli, entrambi messi sotto controllo. Proprio seguendo lo spostamento di una di queste auto, i carabinieri della compagnia di Este hanno assistito alla vendita di una dose di cocaina. Da qui il fermo del pusher, che in auto aveva altre 4 dosi di polvere bianca. Durante la perquisizione è emerso che il secondo veicolo fungeva da magazzino. Qui sono state infatti trovate e sequestrate una 50ina di dosi di cocaina. Il 21enne alloggiava presso un affittacamere della zona dove sono stati rinvenuti anche 3.500 euro in contanti. Il giovane albanese è stato arrestato e dopo la convalida del fermo portato in carcere a Rovigo. Nel giro di 2 settimane sono 2 cittadini albanesi alloggiati presso strutture ricettive arrestati dai carabinieri nella zona di Este per spaccio. Ed ora una notizia che arriva dal Bellunese, ci sono ricerche in corso da ieri nella zona del Bellunese tra il Col di Ruanza e Ponte Mariano dopo la segnalazione della scomparsa di un 74enne di Conegliano che è stato visto ieri mattina al parcheggio di Case Bortotta a Belluno. La centrale del 118 è stata attivata ieri mattina da alcuni escursionisti che avevano sentito una voce che chiedeva aiuto a provenire da un luogo non precisato. Sul posto è stato inviato l'elicottero Falco 2 che ha effettuato una ricognizione sbarcando il tecnico di elisoccorso che ha chiamato senza però ricevere alcuna risposta. Le squadre a terra del soccorso alpino di Belluno hanno quindi percorso i principali sentieri, Vigili del Fuoco invece la zona di Casera ai Pez con il loro elicottero in ricognizione, però purtroppo ancora senza esito. L'automobilista del 74enne è stato rinvenuto, l'automobile è stata rinvenuta parcheggiata alle Case Bortote. Le ricerche sono quindi riprese ed è arrivata la segnalazione di una donna che avrebbe visto l'uomo. Le squadre si stanno muovendo in tutta l'area proprio in questo momento.
E noi rimaniamo nel Benulese, ma lasciamo ovviamente la cronaca. Andiamo a Lamon per un compleanno e un record, quello di nonna Luigia Maria Cavallari, che oggi compie ben 110 anni, la seconda 110enne del Veneto. La festa per nonna Luigia Maria sta per concludersi, quindi andiamo a Lamon da Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. È un compleanno e un record, come abbiamo titolato. Siamo con la signora Luigia Maria. Signora, intanto buon compleanno. Oggi lei compie 110 anni. Sì. Intanto le chiedo come... Intanto auguri. Grazie tanti. E come sta? Oh, una di 110, non lo so come posso stare. Noi la vediamo molto bene. Non mi portano più le gambe. Ho la frattura, vero? Il primo compleanno. Con la frattura? Sì, sono caduta lì, da quello scalino. Non caduta, seduta, nel sedere in peso mi ha rotto il... Senta signora, lei non è di Lamon, lei è nata in provincia di Piacenza. A Lamon com'è che ci è arrivata? Mia madre è lamonese, abitava in fondo alla strada qui, a sinistra l'ultima casa, questa stradetta qua. Poi ho i parenti, sono nata a Borgonuovo, Valtidone, provincia di Piacenza. I nonni avevo, ma il nonno non l'ho conosciuto, è morto giovane. Mia madre e mio padre è andato in guerra del 16 e mia madre è andata a partorire nel paese nativo di mio padre. Io sono nata a Borgonuovo. Poi lei è venuta qui, si è occupata della famiglia mentre la mamma lavorava in Svizzera. Sì, dopo la mamma è tornata in Svizzera con me piccolina. Poi è venuta qua e mi ha portato dalle suore per andare via ancora. Nel 19 è morto un bambino qua, via Beccaroi. E di 3 mesi preso freddo, broncopolmonite, sufamicina, penicillina e Dio creatore. Insomma, sono ancora qua in poche parole. L'aria di Lamon le fa bene? Sì, abitavo sotto qui nel bosco prima. Sì, facevo la madre, eravamo in 8 fratelli, 2 morti, una del 28 e l'altro del 19. Adesso, senti, oggi le stanno organizzando una festa davvero molto, molto grande, molto bella, con gli alpini, anche oggi pomeriggio ci sarà grande festa. Le ha scritto anche il presidente della regione, le ha fatto gli auguri di compleanno anche? Ha scritto il console svizzero. Anche? Mio marito dipendeva dagli uffici svizzeri, insomma, faceva il geometra e ha lavorato per 30 anni in Svizzera, 10 in Africa. Allora ha fatto 40 anni e veniva 3 settimane a settembre quando andava a caccia. Questi sono i suoi trofei. I trofei di caccia li vediamo qui appesi. E veniva e diceva: adesso me ne vado soddisfatto perché ho fatto le mie vacanze 3 settimane. Poi hanno cominciato a venire con qualche macchina, faceva qualche scappata una volta ogni tanto. E a Pasqua e Natale, naturalmente. Lei come trascorre le sue giornate e che cosa mangia? Perché di solito quando uno arriva a quest'età, a 110 anni, si chiede: ma lei che cosa mangia? Come mangia? Io mangio di tutto, non ho preferenze. Basta che non mi diano un uovo crudo, io mangio di tutto. Eravamo in 10 in famiglia, una polenta grande così a mezzogiorno e una caldaia di minestrone alla sera, perché le patate e i fagioli li producevamo noi. E poi mio papà ha comprato le mucche, avevamo anche il formaggio e insomma siamo diventati, sono morti tutti però, sono rimasta sola. Lei quanti figli ha?
Sono sola e insomma i miei fratelli sono tutti morti giovani. Sì. E io sono rimasta qui come simbolo della sua famiglia. Sì. Lei ha 2 figli? 2 figlie, sì. Una ha una figlia di quasi 50 anni, sì, fa l'architetto. E l'altra non ne ha e allora è libera da tutti gli impegni. E viene e si prende cura di lei? No, si prende cura la maggiore, la mamma della bimba, insomma, della figlia. Senta, la lasciamo ai festeggiamenti, la lasciamo al suo grandissimo compleanno. Sì. Le auguriamo di stare sempre bene, di mantenersi sempre così bella come la stiamo vedendo oggi. Non è possibile, non è possibile, il destino è uguale per tutti, bisogna andare. Bisogna andare a un certo momento. Grazie. Sì, io cerco di risguardarmi un po', di vedere se è meglio così o meglio colà, ma no. Le gambe da 15 giorni non mi reggono più tanto e allora ho paura un po', perché non so cosa ci sia di là. Sì. Non lo sa nessuno. Allora, sarà una sorpresa. Finito là, finito dappertutto allora. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Non mi ricordo neanche se vuole la pubblicità. Siamo nuovamente in studio e subito gli ospiti che ci hanno raggiunto. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Antonella Tocchetto, consigliera comunale, Partito Democratico di Treviso. Buongiorno. Grazie dell'invito, buongiorno. Partiamo insomma dall'argomento di ieri, che era quello degli autovelox, poi entreremo nella politica. Autovelox da ieri insomma in vigore con le nuove regole, per cui si spegneranno gli autovelox non conformi e invece si riaccenderanno quelli che sono stati omologati. Insomma, intanto a Spresiano ci sono in territorio, perché c'è una delle zone e una delle strade più pericolose, ecco. In realtà leggo cose un po' così, forse non proprio corrette nei giornali in questi giorni. A Spresiano ci sono i 2 T-Red, uno a Visnadello e uno a Spresiano, ma quelli sono secoli che ci sono e quindi non so se si parli di quelli, che poi tra l'altro adesso abbiamo anche cambiato la ditta che ci fa la manutenzione e quindi cambierà qualcosa anche lì, oppure se si tratta degli autovelox che avevamo richiesto a suo tempo ed erano simili a quello che era installato a Villorba sulla via che andava verso Fontane e che poteva rimanere fisso per 6 mesi per poi essere spostato in altre zone. Noi avevamo fatto la richiesta per quello, c'era stato dato parere positivo, ma poi ci siamo bloccati perché era successo tutto il discorso appunto degli autovelox, sono 2 anni ormai che stiamo andando avanti con questa cosa, per cui non riesco a capire bene di cosa si parli. Quello lì noi non ce l'abbiamo, non l'abbiamo ancora installato. Però arriverà adesso ormai, insomma, davvero non eravamo in una fase ancora preordinata rispetto all'installazione, per cui non so. Quindi, insomma, ci sono i due oggi come oggi sono i 2 T-Red. E potrebbe arrivare un autovelox però ancora... Sì, che però appunto verrà messo fisso, ma anche diciamo spostabile, ecco, certo, in altre zone. Mi pare che almeno doveva rimanere 6 mesi, sì, adesso non ho ricordi perché è passato talmente tanto tempo che dovremmo riprendere in mano la pratica, però sì. Ecco, Antonella, insomma, qualcuno criticava passato tempo, gli automobilisti, però insomma questa davvero è anche una garanzia, visto il periodo sicuramente non felice sul fronte degli incidenti stradali mortali, perché vogliamo dirlo, certo. Il più sono stati davvero incidenti mortali in tutto il territorio veneto, non solo trevigiano. Allora, per quello che riguarda Treviso sono validi, diciamo, quelli che sono sulla tangenziale territorio di Treviso, lì sono effettivi e anzi è anche un buon introito per il comune di Treviso. La questione invece su Treviso si è sempre posta sul fatto che c'erano degli autovelox, ci sono ancora i totem sul PUT, poi però non era proprio omologato il posto. C'è da dire una cosa, che però il PUT, soprattutto di notte, è diventato una pista di corse.
e molto spesso ci sono i vigili che riescono a fare dei controlli severi e prendono queste persone che usano il PUT come una pista da corsa. Il PUT al limite di 50 all'ora è comunque in centro, anche se è una circonvallazione della città, e può essere molto pericoloso perché anche di sera magari uno attraversa credendo di essere tranquillo, magari anche se è rosso sull'ambito pedonale, e queste persone sfrecciano. È pericoloso anche per le biciclette, perché ci sono lunghi tratti del PUT che non hanno lo spazio per le biciclette, quindi io non sono una che vorrebbe, come dire, mettere i divieti dappertutto, però certo che il PUT è diventata veramente una pista molto pericolosa, soprattutto in questo periodo qua d'estate, dove magari i ragazzi stanno fuori più, ma non i ragazzi, tutte le persone, insomma, stanno fuori più a lungo. Adesso in questi giorni che c'è anche suoni di marca, insomma il traffico è aumentato di sicuro, però quelli comunque non sono stati più ripristinati come autovelox perché la loro posizione non consentiva di essere adeguati quindi alla non norma. tanto l'apparecchio quanto la posizione. Certo. E quindi non potevano essere messi in quel luogo là, perché è una strada comunque di circonvallazione, comunque all'interno del territorio della città, non centro storico, ma è il primo cerchio del centro storico, e comunque era impossibile anche poter visualizzare, e c'è proprio una normativa che li vieta in quel tratto. E quindi non verranno più ripristinati, ma molte persone invece li invocano, soprattutto chi si muove con le biciclette, che come ripeto nel tratto del PUT spesso non ci sono le zone protette non solo per i pedoni ma anche per le biciclette. Però insomma adesso il fatto che ci sono le nuove regole, che sarà insomma sarà conforme, omogenea un po' per tutti, questo potrebbe, insomma, eviterà anche tutte le continue... mi pare che la gente non si preoccupi troppo né dei punti quindi diciamo che i ricorsi ci saranno lo stesso. Faranno comunque i ricorsi, molto spesso li hanno vinti, perché è vero che adesso vengono ripristinati, però bisogna vedere le modalità. Sapete, in diritto tutto è contestabile, quindi noi avvocati possiamo contestare anche l'incontestabile e quindi penso che i ricorsi non mancheranno. Io prima di parlare dei furti volevo parlare della politica. Come? Cambio, no, con tutti e due. Okay. Con tutti e due. Partendo da questo ciclone, così come lo chiamano Vannacci, alla Lega che dice, Antonella, che non ci saranno insomma questi grossi, sarà una cosa che si sgonfierà con il tempo, anche così un po' Fratelli d'Italia, insomma diciamo che dicono che non preoccupa questa... Allora, ho letto anch'io le interviste oggi sui giornali e ho un po' sorriso, perché invece penso che siano molto preoccupati, perché in questi giorni qua, credo questo weekend passato doveva esserci l'incontro a Mogliano, all'incontro a Mogliano non c'è stato della Lega. Indubbiamente il centrodestra, come però insomma io sono sempre molto chiara, anche il centrosinistra sono in fermento, perché le elezioni sono a breve, più o meno un anno, meno di un anno non si sa, e quindi tutti stanno cercando dei posizionamenti. Io sono abbastanza convinta che l'esploit del generale Vannacci in questo periodo qua, che sta ovviamente raccogliendo tutte le candidature, potrei fare una battuta che molto spesso si avvicinano e ne fanno pubblicità chi non avrebbe più la possibilità di un terzo o quarto mandato, come ad esempio l'onorevole Boff, ma al di là di quello io penso che la Meloni, di cui non condivido assolutamente nulla, ma però è una che la politica la mastica da quando aveva 15 anni, troverà sicuramente il modo per inserire il generale Vannacci e quindi la sua forza Futuro Nazionale all'interno dell'ambito del centro. Quindi ci sarà secondo te Io sono anche contenta se invece si spaccassero, perché diciamo, guardiamo anche a casa nostra, siccome anche per noi non è facilissima la vita insieme tra la Schlein e diciamo così Calenda, metto uno e l'altro. Calenda oggi dichiara sui giornali appunto che se c'è AVS non ci sta i 5 Stelle, siccome è per tutti complicata la vicenda, se loro si spaccano perché Vannacci fa il terzo polo della destra, diciamo così, ci sarebbe probabilmente, visto che i sondaggi sono abbastanza simili, forse ci potrebbe essere qualche possibilità in più per vincere
per il centro-sinistra. Ritengo però giusto dirlo che siccome siamo in un momento storico complicato, difficile per tutti, dalle guerre alle questioni economiche, il mese di luglio per molti di noi, per tutti noi sono il mese delle tasse, tutti siamo molto in difficoltà. Io penso anche che, cari telespettatori, guardate i programmi, perché i programmi dicono che cosa faranno nel momento in cui vanno al governo, e quindi al di là delle alchimie politiche sui quali si possono fare le trasmissioni, discutere, ci piace anche a noi, però poi bisogna anche vedere che cosa è scritto nei programmi. Marco? Sì, a me piace un po' meno, nel senso che sì, ne parlo volentieri fin là, nel senso che ognuno dice la propria e chiaramente ognuno deve far valere la propria posizione e far vedere che è più forte dell'altro, ma tutti, quindi non vedo una grande differenza da questo punto di vista. Correggo un attimo, ma non perché mi permetto di correggere il discorso su Boff, perché Boff può farne altri 2, 3, 4, 5 di mandati. Era il primo mandato, mi pare Lui ne ha avesse fatto, fatti 2. però ne ha fatto uno da vice sindaco, quindi si interrompe, e adesso è sindaco, quindi volendo potrebbe fare ancora il sindaco. come deputato. Ah no, pensavo come sindaco, come perché deputato. come sindaco può andare avanti. Come deputato mi pare che sia già al secondo giro. No, il primo. È il primo, comunque al netto di questo, no, io la vedevo come sindaco, e da sindaco sarà che penso che puntino sono più a fare i fossilizzato deputati. sull'amministrazione locale. Detto questo, sì, poi vedi, ecco, lo specchietto di come siamo messi in Italia è proprio questo, il fatto che l'ha detto Antonella, che Antonella spera che si spacchi la destra perché la sinistra possa avere... No, e non è una critica nei confronti di Antonella, ci mancherebbe altro, è realismo. Cioè purtroppo siamo in questa condizione qua che si debbano fare i conti, no? E calibrare il tutto alla virgola. Io ricordo a suo tempo Renzi quando diceva che i partiti sotto il 3% non valevano niente, o sotto il 4%, adesso non ricordo la percentuale della quale parlasse. Avevamo il 40 all'epoca. Sì, ma oggi che lui ha il 3, 3,5 quanto ha, in realtà fa l'ago della bilancia spesso anche in determinate situazioni che magari non riguardano la maggioranza, ma comunque lui forse paradossalmente ha più potere adesso che prima, quando aveva il 40%, che magari doveva mettere così d'accordo più anime. Detto questo, stiamo vivendo effettivamente un periodo storico particolare. Adesso, soprattutto in provincia di Treviso, ci sono anche diversi congressi del centrodestra, quindi sono chiamati ad eleggere i nuovi rappresentanti politici, e poi vedremo cosa accadrà. Questo, insomma, il generale Vannacci secondo te potrà portare via qualcosa? Potrebbe esserci un ricompattamento del centrodestra? Ma io sono convinto anch'io che se Vannacci è di sinistra me lo dica Antonella, ma non credo. Quindi sicuramente secondo me troverà spazio nell'alveo del centrodestra. Bisogna vedere adesso gli equilibri, bisogna vedere tante cose, perché poi dopo adesso sembra lo spauracchio Vannacci che vada a togliere voti di qua e di là dai partiti di destra. È vero fino a un certo punto, perché guardate che in tutte anche le passate elezioni tra un partito e l'altro c'è stato, no, quel travaso di voti. In questo caso, almeno così dicono le analisi degli ultimi tempi, Vannacci va a prendere anche metà dei voti che ha da chi non vota, e questo credo che sia un qualcosa di interessante, ecco. Viene Come data, la leggi questa? che probabilmente c'è anche qualcuno che si riavvicina alla politica perché ha bisogno di qualcuno che batta i pugni sul tavolo. La leggo così, ma è una lettura assolutamente da bar, ecco. Però appunto non sono voti che circolano da una parte all'altra, quindi non sono voti su basi comunicanti, ma ci sono anche parecchi voti nuovi. Marco Della Pietra come si posiziona? Adesso sono seduto e anche piuttosto comodo. Io adesso sto facendo il sindaco di Spresiano, mi sono ripromesso di mettere a terra diverse cosucce che avevamo lasciato in sospeso da qui a settembre, quindi prima del fine dell'anno vorrei che ci fossero dei lavori che saranno sicuramente, anzi, avviati. Oggi ero in comune che
abbiamo discusso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente e quindi sto facendo quello. Per il resto sto parlando un po' con tutti, ma così, insomma, il fatto che già qualcuno abbia dato per certo passaggi o mica passaggi e ancora non lo so io, quindi mi fa piacere se qualcuno sa qualcosa del mio futuro me lo dica che così comunque me lo Marco scrivo. Della Peta non penso andrà nel Partito Democratico. Ma no, beh, lì è stata... No, allora, l'altra fatalità, l'altra sera eravamo assieme a una trasmissione, io e Antonella, e siccome è montato su una... è divertente, non lo so, io vorrei vedere che i social dimostrano che a volte si scatena il mondo inutilmente. Però insomma poi dopo si scatena, anche fanno dipende da chi è il soggetto, perché io vedo che tante volte invece passi, invece chissà perché quando ci sono io di mezzo vengono sempre fuori queste cose simpatiche, e ho postato una foto, siccome si diceva appunto del mio già effettuato passaggio con Futuro Nazionale, piuttosto che di tradimenti, le cose che sai che va di moda dire quando non si hanno argomenti, e allora ho detto dai, che adesso faccio una foto con Antonella e scrivo Della Pietra vicino al PD. Il problema è che Guarda che bella foto questa. Dove? Eccola qua. No, ma lì eravamo proprio vicini, lì eravamo proprio... E quindi è stato divertente più che altro poi leggere certi commenti che sono stati anche pesanti, ma vabbè, fa parte del gioco. Qualcuno mi ha definito addirittura un burattino politicamente parlando, che mi piacerebbe sapere cos'è. Politicamente il burattino cos'è? Cioè, Burattino senza fili, come diceva Bennato. No, questa è la dimostrazione che molto spesso i social, se si fanno delle cose per scherzare, poi penso che per tutti i telespettatori io e Marco abbiamo proprio posizioni completamente diverse politicamente, ma questo dimostra che si postano delle foto e poi alla fine diventano, come dire, hanno avuto un sacco di visualizzazioni perché la gente comunque deve commentare. Ecco, i famosi da dire leoni una da cosa. tastiera. Sì, perché poi anche giuridicamente quando ci sono le reali offese è anche difficile poi risalire alla persona che in una situazione normale potrebbe veramente subire una seria querela e avere anche delle conseguenze penali. Là è molto diverso perché spesso non sono dei profili fake, ma questo ha rovinato tante persone. Pensiamo anche a ragazzine che sono state bullizzate proprio in questo modo qua, quindi noi ci divertiamo, però attenzione perché a volte veramente sono cose delicate, non certo per la politica ci sta tutta, ma quanto per le questioni personali, perché molti giovani possono non avere neanche gli strumenti per difendersi. Ma poi talvolta dobbiamo stare attenti anche noi a come rispondiamo, no? Perché se io dovessi rispondere di primo acchitto a chi mi scrive, no, probabilmente avrei denunce su denunce io. Ieri, ieri ho postato una foto, che abbiamo fatto la cena con le nostre 3 comunità del territorio, in cui noi amministratori, ma sono 5 anni che lo facciamo, andiamo a servire in tavola, no? E io ho il grembiule e la fascia, no? Chiaramente su, come ho sempre fatto, attenzione non si fa, però l'ho sempre fatto ed era, no? E un signore ieri mi ha scritto: ma vai anche a letto con la fascia? E subito avrei risposto, domanda a tua sorella, no? Avrei risposto io, e invece poi dopo ho detto no, piano, non posso scrivere una roba del genere, ho scritto curiosone, allora, perché non... Però ecco, talvolta dobbiamo anche stare attenti a come si risponde, perché spesso sono provocazioni. Però e quindi... ti aspettavi questa reazione un po' sui social, dopo la decisione, dopo tutto quello che è accaduto, senza ritornare nel merito, insomma, della questione? Ma nei miei confronti? Ma sì, perché comunque tutti i partiti hanno anche persone all'interno, hanno persone degnissime, ma poi hanno anche quelle persone che fanno pena e che non hanno senso di esistere politicamente e anche amministrativamente, e solitamente sono i primi che partono, no, a dar contro. Fa parte del gioco, ma ci mancherebbe altro. Il problema vero è che c'è qualcuno che gli va dietro, e allora poi dopo lì si innesca un meccanismo per il quale o dici guarda vabbè, bisogna stare alti, bisogna fare quello per cui tu sei stato chiamato ad amministrare e fregarsene, altrimenti entri in un vortice che poi vabbè, ripeto, c'è chi come me magari riesce anche in qualche maniera ad attutire i colpi e anzi poi a ridarli anche più forte, c'è chi magari poi dopo rischia di rimanerci male e magari di andarci dietro un po' troppo, ecco. Qualcuno diceva che
lo dicevano, diciamo così, soprattutto a tutela dei maggiorenni che non sanno magari poi gestire, parlo di 18enni, che forse bisognerebbe per accedere ai social mettere la carta d'identità, magari pagare anche un obolo, come fanno adesso che da Venezia alla montagna vogliono mettere una Cosa tassazione. potrebbe disincentivare? Questo potrebbe essere interessante, allora se per il Cansiglio dovrò pagare un ticket d'ingresso, magari lo mettiamo anche per i social. Però sai che quando si ha a che fare col mondo, certo. col mondo dell'elettronica, chiamiamolo così, del digitale, per quanto tu possa essere sicuro c'è sempre l'espediente. E in sto caso qua mi viene in mente, ti ricordi che ti ricordi che adesso per prendere le sigarette bisogna inserire il codice fiscale? Sì, la mettono quella di quello più grande. No, sono d'accordo su questo, però ripeto, il problema non è tanto per noi, il problema è proprio per quei ragazzi che non li sanno utilizzare, cioè che sono troppo giovani per non avere quegli strumenti di tutela, no? Infatti il mondo dei social, che è un'apertura sicuramente verso il mondo, però di contro ha il fatto che è davvero sempre più pericoloso, e lo vediamo non solo nel caso nei casi politici, ma per fare un accenno, poi chiudiamo però l'argomento, era proprio la questione ad esempio quando la nonna aveva travolto il bimbo, si è scatenato, quello è stato e terribile. Il sindaco di Zero Branco aveva appunto detto ha fatto molto bene Durighetto, no? Sono stati terribili in quelli. una tragedia così grande. Però, ragazzi, lì credo che la persona si qualifichi per quello che è. Ma molto spesso sono fake e non puoi neanche nel momento in cui hanno proprio in modo volgare attaccato la nonna. Io trovo che sia stato veramente nella disgrazia che è successo. Increscioso. E chiudiamo l'argomento. E purtroppo non abbiamo tanto tempo, però io vorrei parlare velocemente proprio di un fatto invece di cui si discute tanto, che sono quello dei furti. L'abbiamo visto da Bassano a Treviso ieri, addirittura ladri che hanno preso sassate una 12enne perché si è affacciata, li ha visti e ovviamente ha preso paura ed ha urlato. Cioè siamo davvero ormai proprio fuori da ogni... Allora ormai non c'è quasi più sicurezza, ma non saprei nemmeno come dare una soluzione soprattutto ai sindaci. Volevo solo dire una cosa che mi ha molto colpito anche a me, però io ieri sera ero a casa di amici e l'ho visto, cioè la questione dei droni, no? Cioè anche ieri sera io ero nella periferia di Treviso in una festa in giardino per un compleanno e ho visto che il drone che passava, e tutti noi ci siamo preoccupati perché il drone sarebbe un ulteriore strumento dei ladri, diciamo così, per verificare dall'alto la situazione della casa. Beh, quello è ulteriormente preoccupante, però ci sono delle leggi che anche tutelano il fatto che non lo puoi utilizzare così, devi avere dei permessi. Continuano a girare. Continuano a girare. Io ieri veramente ho provato molta inquietudine perché veramente eravamo a Santabona, quindi insomma proprio alle porte di Treviso, e ne sono passate addirittura 2. Tra l'altro si parlava che quelli registrati sono circa 2000, ma se poi dopo si va a vedere vediamo quanti lì dovrebbe esserci un controllo incrociato tra le vendite e gli utilizzi, però non è semplice. Sicuramente il drone è un problema, sicuramente, cioè, è tanto utile quanto problematico per altre un po' la nuova situazioni. Frontiera dei ladri. Sì, ma poi vabbè, lì poi ce ne sarebbe da dire. È capitato in settimana a Spresiano durante una proiezione di un film alle scuole medie che qualcuno si è introdotto alle scuole medie e ha rubato un computer, voglio dire, quindi siamo veramente ai limiti. Sta cosa qua, vedete, io poi dopo, cosa volete, magari rischio di dire qualcosa che non dovrei dire. Però c'è prendere a sassate lì, una bambina, sì. Lì davvero io la prima cosa che ho pensato è la legge del taglione, si beccano benissimo in piazza e li lapidiamo, perché guardate anche lì vedi, si parla prima del social e di come si reagisce, no, magari a certe cose sul social, ma proprio pensare a questa bambina come è rimasta terrorizzata, no, ma adesso avrà anche paura, sì, probabilmente appunto ci saranno delle ripercussioni, mi auguro che non ci siano, attenzione, mi auguro che ci sia subito, no, che ci si stringa attorno, però ragazzi, cioè, vedersi dei malviventi che ti lanciano delle pietre perché tu chiami aiuto, guardate, credo sia un'immagine assurda. Noi siamo arrivati al termine, davvero ci sarebbero tantissimi altri argomenti anche da approfondire, quindi speriamo di poterlo fare anche insomma, nelle prossime edizioni. Ringrazio Marco Della Pietra, aspetteremo di sapere quale sarà il suo futuro
politico, mentre ringrazio Antonella Tocchetto. Grazie a voi e buona giornata. Io vi ricordo questa sera, in prima serata, la trasmissione Ring condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, 20:45, gli ospiti alle 21. L'onorevole Gianangelo Boff, Futuro Nazionale, Carlo Alberto Correale, Fratelli d'Italia, Giulia Princivalli, Alleanza Verdi Sinistra, Roberto Marcato della Lega, Nicolò Rocco di Azione, e poi si parlerà di allarme siccità 22:30 con Elisa Venturini, assessore ambiente della Regione Veneto. Con questo è tutto, ringrazio i registi Simone Merlo e Antonio Poli che ci hanno seguito e vi do appuntamento per la prima edizione domani. Grazie, arrivederci.